Bella, bella e bella, c'è poco da discutere. Bruno Mars, ma è arrivato il nuovo singolo e non vedo l'ora di suonarlo. Ma attenzione, sta per accadere una cosa che ho sempre desiderato fare: rispondere ad una telefonata in diretta durante Alla Catalla. Pronto, chi è in linea? Vieni qua, leviti. Oddio, no. Signora? Buongiorno, signora. No, signora. Certo, signora Nancy. Qui ho sbagliato il numero. Signora, ascolti. Sì, è la radio Studio Centrale. Sì, e io. Perché c'è successo? Io sono quella che parla nel pomeriggio. Ah, la signora Tonella? Sì, la signora Tonella Isabella? Esatto, proprio lei. Tonella Isabella? Esatto, la zia Antonia. Lei è molto bravissima, lo sa? Ma la ringrazio, signora. Soprattutto il sabato che fa quella cosa da ricetta, mi Le piace, molto, vero? Sai? Sì, l'altra volta l'ho provata, sì. E come è riuscita? Sono la calma che era l'ugna dei peri, Ignazio. Ma non l'ha modificata la ricetta? No, l'ho fatto come l'ha detta lei. Come l'ha detta la signora Elena? Quindi io avevo proposto delle varianti. Tipo? Io ho paura delle sue varianti, signora. A posto delle sadde mascoline si può mettere i pesci palummo. Insomma, un po' stopposetto, Viene ecco. un po' sandolito, sai? Un pochettino. Sì, è facile di digerire, anche se Ignazio, devo dire, insomma, ha digerito anche cose molto peggio. Però a Sofiella magari no. Ignazio digerivo magari a sputtello da un gomotino. Non ho dubbi. L'ha mangiato. A tempi fa si mangia qualunque cosa, non capisci niente. Ma a proposito. Vieni qua, giovanotto, esci da gioco, forza. Ma giovanotto chi, scusi, signora? Che sono in un supermercato, che è un'impiegata. Impiegata? Un'impiegata al supermercato, ho trovato il lavoro come... No, ma scusi, ma allora non è più lei la babysitter? Un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no. Quindi oggi non è con Sofiella? Oggi un giorno no. Ah, oggi giorno no? Sì, oggi il giorno sì del supermercato, il giorno no di Sofiella. Forse è meglio così. Sono al supermercato che ci sto fando questo servizio, diciamo, di sicurezza antiteccheggio. Che io non sapevo chi era questo teccheggio. Si sa che si fottono di cose, capisci? Ah, ho capito. C'è gente che si fotte di cose, ma roba da matti. Lei lo sa quanta gente si fotte di cose, cioè, se che poi dice a me. Altro che... Me lo dice a me, me lo dice quanta gente si fotte di cose nei supermercati. E come, che fa? Non lo so. Porca miseria. Al colloquio che fa? Non lo so quanta gente si fotte di cose nei supermercati. Vergogna. Fatini, Ignazio. Esatto. Mi ha accompagnato Ignazio, ci stava a dire per me che Tatalino e te la conoscono, tu sai quando andava a denunzi. Sì, comunque, senta signora, scusi. Fare questo lavoro per Pigliano. Ah, davvero? Mi hanno preso, ma come hanno potuto? Sì. E sto attento se ci sono ragazzi che si fottono cose, se ci sono signore che saccio che si fottono l'anno di pelare e se li mettono Faccio attenzione agli anziani, mi raccomando. No, gli anziani fanno varie cose. Che fanno? No, vabbè, magari sa, lei è una signora prestante, molto bella. È prestante lei, no? Non è prestante? Non lo so, se mi ci presto non lo so ancora. Io credo che lei... Se una merita io mi ci presto. Ecco. Se non merita che mi ci presto a fare. Sì, però il signor anziano magari... Ma se il signor anziano, insomma, è benestante, io posso essere prestante. Ecco, immaginavo. Dipende, no? Stia molto a te. Ma a proposito di Ignazio, io le volevo chiedere, intanto preferisce che io la chiami Nunzia o Nancy? Ma guardi, mi chiami come vuole, tanto lei siamo tra donne. Tra donne? Allora la chiamo... E allora lei mi chiami Anto, diventiamo amiche. Anto. Veramente? Sì, diventiamo amiche. Ma Anto che mascolo, Anto? No, è un diminutivo di Anto. Mi chiami Nella. Nella Isabella. Sì, l'importante è che non dica quella cosa che dicono tutti. Le sorelle gemelle, no? Che parlate uguale, con la stessa voce. Sì? Antonella e Isabella, è vero, infatti non ci stanchiamo mai. Ma oggi chi è, Antonella o Isabella? Oggi sono Antonella. Ah, quindi Nella. E io le volevo chiedere, ma Ignazio, cioè io ho sentito che è un uomo molto deciso, no? Un uomo, è una specie di, non lo so, è un'entità, una cosa. Ah, ma io so che è un uomo. Vabbè, che lo che è, ma a me piacciono questi uomini. Un po' sì. Sì. Pesanti. Sì, mi piacciono, signora. Sì, un pochino. Ma perché? Male, come Ignazio, va. Sì, come? Volevo sapere se era single. Ma qui? Ignazio. E cosa buoni? Ma stai scherzando? Una volta quando era ragazzo. Ma perché non è più ragazzo? Ma ormai insomma è passato, diciamo, di lievito, come si suol dire. Ecco. Ormai è passato di lievito. Ma il suo perché, Ignazio? Ignazio. Ci stiamo chiedendo ancora il perché di Ignazio, mi creda? Cioè non avrà un suo perché, ma tutti ci stiamo chiedendo perché. C'è tutto da lì e faccio, ma perché? Mi creda, lo guardo e dico, ma perché? Perché c'è Ignazio nel mondo? Comunque Ignazio era fidanzato quando era ragazzo, che aveva 23 anni. E con chi era fidanzato? Davvero? Come no? E cosa è successo poi che non si sono sposati? Si chiamava Cettina era la fidanzata del quartiere nostro. Cetti.
Cettina, Cetti ci teneva, Cettina. Cettina, quindi non Cetti, non Chetti. No, No. Sai perché c'era grande festa a casa sua, perché ha tutta una famiglia di credenti, infatti lei si chiamava Cettina come Immacolata, capisci? Giusto. Cettina insomma era una brava ragazza, sai? Ma c'era anche un nesso? Aveva una gamba di legno che era la fine del mondo, ecco. gli picchiava qualche 2000 euro di pensione, un accompagnatore. Addirittura? Sì, anche se tanto c'erano le lire, quando aveva 25 anni Ignazio, erano qualche cosa come 4 milioni di lire. Che erano soldi? Ci parlano, e pure altro le che- gamma di legno era di legno così compensato. No. No, era noce nazionale, intagliato, sai? Quindi eventualmente poteva servire anche per menarlo. Non solo, era una gamma di legno accessoriata, c'era mangianazzo, c'era dischi, Addirittura. si apriva il poppaccio e c'era il pot latino di Coca-Cola, del poppaccio. E di Coca-Cola? C'era una specie di sportello del poppaccio della gamba di legno che si apriva e c'era di dentro il pot latino di Coca-Cola. Che poi Ignazio, utile. quando si fece uno zio, ci regalava magari il refrigeratore da applicare allo sportellino. Generosissimo. Un piccolo frigidaire andò a poppaccio, sai? Fantastico. No, brava ragazza, Cettina, brava ragazza. Sì, ma io mi chiedevo, Mi chieda. come mai poi questo fidanzamento si è infranto, questo Ma è sogno successo quella d'amore? volta, diciamo che è successo quella volta che lei ci cascava l'occhio di viso, andava a sta contato. E allora dopo Ignazio si impressionava un po', ci disse: ma scusa amore, ma te ne cura, io si affinivo, si acchiappano, tu Cetto mi vuoi fare pensare questa cosa che c'è l'occhio di vetro? Ci disse: ma no, ma figurati, ma poi non è che era vetro così, Di era Murano? Svaroschi. Addirittura E non è che era un Swarovski. occhio di vetro normale, era un occhio di Svaroschi. Mazza. Non solo, a dire bestia che sì, se ce l'aveva Castano l'occhio originale, fatelo fare Castano, io no, dice, una volta che lo faccio fare nuovo, me lo faccio fare azzurro che mi piace. Ma allora era come David Bowie, Aveva con un un occhio occhio di un castano e uno di colore. viso azzurro. A lei però. piace David Bowie, Solo che no, naturalmente. che ci vicino una balla azzurra, proprio un occhio di vetro, era uno Swarovski azzurro intero. Un po' inquietante. Era un po' corsare di vedere, Sì, no? un po' inquietante, Cioè, tanto obiettivamente. c'era un dobro dalla pasta, sai, vedete, ci fu un momento che l'italiano non da facci, io ci scacciavo l'occhio, io si affinivo. Ma non Come è dire, ma che- io ci scacciavo l'occhio, Posso come dire, ci siamo capiti, Ecco. Insomma, ci siamo capiti. Io non sai che ci passa, ti ha scacciato d'occhio, capisci? Si è sentita insultata? No, niente, fu una cosa, guarda, si alzò e se ne andò direttamente così e ci disse: non ti do due tomboloni perché mani non ne ho, ma non che ti davo anche due tomboloni. Ma E dopo ci urita Ignazio perché non avendo lei mano giustamente non ci può trarre tomboloni. Sì, Poi ma, scusi, Ignazio signora, era ma- contento che lei non c'aveva mano, contento, perché quando si fa zitto uno ci deve regalare l'anello di fidanzamento. Giusto. Ora chi da mano non ne aveva che tu scavatavo bello soldi, capisci? Ottimo. Quindi- Ci pare niente, perché era un fidanzamento perfetto, sai, aveva un secchi soldi, c'aveva la pensione, non solo, non era manesca. Ovviamente. E poi Per ovvi motivi. chiudevo un occhio per ogni cosa. Certo. chiudevo un occhio. E poi con la gamma insomma era anche difficile che uno la portava per i peli, no? Per cui non era di chi che ci diceva Ignazio ci vengo. Ignazio godeva di libertà, aveva una bella situazione, purtroppo è finita e poi sì. Ma voi come la vedevate questa unione? La vedevate Noi la bene? vedevamo bene, Ida non ne vedeva buona. Che immaginavo qualcosa del genere. Certo, noi ce lo dicevamo sempre, ci dicevamo: Cettina, noi ti vogliamo bene, senti? Cettina, ti vogliamo bene. Perché No, è anche sorda? Non ci sentiva completamente. Mamma mia, ma... Da un orecchio niente, dell'altro solo il 5%. Ma signora, scusi, io voglio difendere Ignazio. Perché Ignazio, come sa, su di me, insomma, sortisce un certo effetto di entusiasmo. No. Scusa. No, perché... La colpa è stata di Ignazio che si sono lasciati. vabbè, ma... Perché le ci disse: non mi dici mai che mi ami? Che le ci disse: ma come signor- come te lo devo dire? Ma come te lo devo dire? E stava mezz'ora per dirci: ma come te lo devo dire che ti amo anch'io? Ma si impegnava, povera. Ci vinceva la lingua, capisci? Cettina, ci vinceva la lingua. Ma ricapitolando, Però quindi... lui si arrabbiava perché dice che non ci diceva mai ti amo e l'ha lasciata. Ma... Ma Ma- una ragazza di oro, mi creda, una ragazza Di oro. Anche i denti c'aveva di oro. mi Ecco, creda. non avevo una dubbi. ragazza di oro, mi creda. Aveva un certo Comunque, valore, diciamo. Scusate, levati dopo, giovanotto, levati dai pennelli, levati, che mi fai abbattere tutti i pennelli. attenzione perché il Vernel, insomma... Come qua nel supermercato dove sono, che non lo posso dire qual è perché è abusivo. Come abusivo? Il supermercato di San Giorgio, abusivo. E perché abusivo, scusi, Sono signora? tutte cose abusive, no? Mm. Scusi, le cose abusive sarà cattare a qualche banna. Certo. C'è da cattare che nei cofani delle macchine, dei gin, nelle piazzole delle autostrade c'è un supermercato di cose abusive. Direttamente Ma scusi, la mercanzia Che? quale sarebbe? E da C'è dove tutto, proviene c'è soprattutto? C'è di tutto, che ci serve? Un giravite, una chiave 1317, una che ne so, un
una ruota di scotta per la 128? Ci serve uno spottino di 112? Ce l'abbiamo. Cosa ci serve? Un pensile per la cucina? Che c'è? Magari la spesa vuole pasta barilla o balilla, quello che sceglie lei. La pasta che vuole. Bene, ma dove io posso venire? Mi fanno entrare? Venga, lei ci dice che conosce me, la fanno entrare. Io eviterei, però non mi voglio fare raccomandare. Si nascondono dietro i pirati e si sentono Radio SC. Radio SC? Guarda, va, alla catalla, lei. Noi? Sì, Ecco. al supermercato ascoltano, hai capito? Ascoltano, bene. O te le compri e te ne vai, avanti, forza. Io mi sto cominciando a preoccupare però, signora, perché... Devo salutare che c'ho da lavorare qua, avanti, Ecco, arrivederci. arrivederci, signora. Che famosa, che ci succede, cosa? No, niente di grave, non si preoccupi. È famosa? No, famosa, c'è piccosa? No, sta molto bene, signora. Cosa c'è famosa, cosa? Niente di grave, non si preoccupi. Signora, non si preoccupi. Lei? Caramente. Avanti, arrivederci. Glielo saluto caramente. Complimenti, signora Antonella, complimenti. Complimenti a lei. Isabella, magari, arrivederci. Certo, sarà fatto. Arrivederci. A risentirci. Io sono un po' preoccupata con questo posto abusivo. Le cose della signora Nunzia. Anzi, scusi, Nancy, mi presenti Ignazio, la prego! Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto.